Stabilire un luogo di nascita e una data di morte e, laddove è possibile, un luogo di appartenenza a tutti quei soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Si lavora per questo al Liceo Scientifico Copernico, dove le due classi quinta D e quinta BSA hanno accettato la sfida lanciata dall'Associazione Nazionale Alpini. Il milite non più ignoto, il nome del concorso rivolto a tutti gli studenti d'Italia che hanno la possibilità di adottare un monumento ai caduti e quindi di studiare e recuperare informazioni a partire dai nomi incisi sulle lapidi. Per il liceo veronese la ricerca storica si focalizza sul sacrario militare del cimitero monumentale, che raccoglie le spoglie di ben 3.915 caduti. Si inserisce perfettamente all'interno del nostro percorso di didattica nella storia dell'ultimo anno, sono in classe quinta e quindi ho trovato il modo per sviluppare un argomento in modo completamente diverso attraverso la ricerca storica. All'iniziativa hanno preso parte circa 50 ragazzi che, con il supporto dei volontari del centro studi della sezione veronese ANA, daranno un volto, un luogo di nascita e di morte a tutti questi caduti. Concretamente i ragazzi attraverso un sito internet ricercano informazioni non pervenute quali il nome ad esempio del padre, il luogo di nascita, in modo da poter restituire anche alle famiglie che magari non conoscono dove sono sepolti questi ragazzi. Intenso l'entusiasmo dimostrato dai ragazzi durante la ricerca. La maggior parte del lavoro è stato svolto con grande entusiasmo e anche direi con commozione da parte dei nostri alunni.